Ciao a tutti. Il mio collega è completamente pazzo. Sta sempre rinchiuso dentro quel laboratorio. Aiuto, ragazzi. È molto pericoloso. È pazzo furioso. Mi sembra che il mio collega è diventato uno scienziato pazzo. È rinchiuso lì da tante ore. Ho paura anche da giorni. Non vuole mai uscire da quella stanza. È diventato il suo laboratorio strano, misteriose, vedo cose strane, liquidi strani. Che razza di liquidi sono quelli? Delle boccette. Aiutatemi. Io vado subito a indagare, a vedere che cosa sta facendo, ma potrebbe essere molto pericoloso. Si mette una maschera di protezione perché non vuole farsi vedere la sua faccia, ma lui è gravemente molto pericoloso. Andiamo, ragazzi, andiamo a scoprire il mistero. Andiamo. Messo un telo per non far vedere qual è la sua stanza. Ma com'è possibile? L'avete visto? L'avete visto, ragazzi? L'avete visto? Che cos'è quella luce verde? Prova a spegnere le luci. Vedete questa luce verde? Lui è là dentro, sta ancora facendo dei strani, sta facendo dei strani esperimenti. Sentite la sua voce, la sentite? Sto aumentando.
lì, vedo qualcosa di molto strano, qualcosa di veramente molto brividoso. Quelle strane voci, quei strani rumori, quei strani suoni animali. Che cos'è? Sta muovendo, guardate. Guardate. Guardate, aspettate. Guarda, sta muovendo la tenda. Sta muovendo la tenda. Dobbiamo uscire da dentro. Ma perché hai messo questo terra? Allora, facciamo una cosa. Dobbiamo cercare un modo di entrare qui dentro senza fare chiasso. Perché sennò quello là, se mi cassa, mi potrebbe uccidere da un momento all'altro. Mi stanno chiamando. Che cacchio. Dovrei mettere un silenzio perché sono quello la mia cassa. Ha chiuso la chiamata. È così. Giuro. Pronto? Sì, sono qui dentro. La pila è completamente andata. Sono qui al buio. Mi potessi aiutare? Sì, ho messo la luce di emergenza. Quella che non consuma. Ho bisogno di te. Cosa non ho capito? Mio amico, mio collega è completamente pazzo. Sta facendo di strani esperimenti. Ho bisogno del tuo aiuto, Sì, certo. Aiutami. Sì, aiutami. Va bene. A dopo. Ciao. Dobbiamo andare, ragazzi. Non riesco a capire. Guardate. Questa cosa verde. Oh, si è ripresa la luce. E accendi, porca troia. Accenditi. Ok, adesso spengo la luce. Oddio. Guardate, ragazzi. Quella luce verde. Ma che cos'è quella cosa? Che cos'è? Che cos'è quel liquido? Che cos'è quel liquido?
Una bucetta. Sto arrivando. Sento i passi. Ho perso gli occhiali. Non vedo più niente. Ragazzi, forse lui mi ha casato. Io spero di no. Ragazzi. Ho perso anche gli occhiali. Non vedo molto bene. Siamo riusciti ad entrare dentro questa porta per non farmi caso da lui, ma ho sentito che lui è andato verso dall'altra parte della stanza. Adesso noi andiamo subito dentro a vedere che cos'è tutta quella schifezza che stava mangiando. Ok, entriamo piano piano. Ok, andiamo. Ok, per fortuna lo scienziato se n'è andato dall'altra parte della stanza e quindi qui dentro non c'è. Vediamo che cosa
cosa c'è, che cosa ho bevuto. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Che cos'è? Che schifo. Oddio. Che cos'è questa cosa? Che cos'è? Oddio, che schifo. Che cos'è? Che schifo. Perché stavo mangiando tutta questa cosa? Prodotto per piante carnivore. Che senso ha? Prodotto per piante carnivore. Che cosa significa questo? Perché lui sta progettando questo prodotto per trasformarsi lui in una pianta carnivora, in un essere umano di una pianta carnivora. Questa cosa questo è quello che stava per... era la sua specie di cannuccia. Che schifo. Oddio, che schifo. Mi devo muovere, perché sennò quello là potrebbe tornare a un momento all'altro. Oddio, guarda questo. Che schifo. Mi devo muovere, forza. Muoviamoci. Portiamo tutte queste cose perché io devo salvare la vita al tipo. E cosa lo devo nascondere. È roba da matti. Che schifo, mamma Dio. Mamma mia, che schifo. Sto arrivando. Non muovere. Muoviamoci, muoviamoci. Muoviamoci, muoviamoci. Forza, muoviamoci. Forse si trova lì fuori. Non vuole che mi stia cercando. Dov'è il tappino? Il tappino dov'è? Eccolo qua. Ok. È fatta. È fatta. Il coso lo portiamo via. Così lui non potrà più utilizzarlo.
Queste piante sono carnivore. Io spero di no. Ecco, la porta. Allora, il killer, allora, ragazzi, è andato da quella parte. Meno male, per fortuna. E stiamo qui dentro. Questo è un bagno. È un bagno questo. Oddio, che cos'è quella cosa verde? Che cos'è quello? Che cos'è quella luce là? C'è qualcosa là. Sta arrivando. Oddio, sta ritornando. Sta arrivando. Devo uscire a fare questa cosa.